Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. Buongiorno a tutti, un buon fine settimana agli ascoltatori di Radio Libertà. Grazie per questo spazio che ci consente sempre di aggiornarvi e di rimanere connessi in maniera libera su quello che succede nel mondo e anche per farvi sapere le cose che fa l'Umanitaria Padana ormai dal 99, quindi sono veramente tanti anni, 27 anni quest'anno. E quindi che siamo insieme e che sempre abbiamo avuto uno spazio su questa radio e così insieme portiamo avanti un'attività di nicchia, se vogliamo, ma importantissima. Di nicchia dico perché purtroppo, nonostante San Giovanni Paolo II disse che per la pace la cosa più importante era salvaguardare, una delle cose più importanti per la pace era salvaguardare il diritto dei popoli a non emigrare, a non lasciare la loro terra. Questo principio fu ribadito anche da Benedetto XVI, che disse: prima ancora del diritto a emigrare va riaffermato il diritto a non emigrare. Un tema che è tornato in discussione, è stato di nuovo riaffermato anche da Leone XIV nel suo viaggio in Africa e anche in lettere da lui inviate in Sud America. Quindi questo tema così importante ma poco mediatico, poco non piace al mainstream, non piace anche a una certa parte di chiesa immigrazionista e non missionaria, perché in realtà la chiesa missionaria da sempre afferma queste cose e non a caso un papa missionario ha riaffermato questo principio e noi operiamo con i missionari in tantissime parti del mondo e tutti convergono sul fatto che un conto è il diritto di tutti i popoli, nostro, degli altri, cioè delle singole persone che vogliono spostarsi, di poterlo fare, e questo ci mancherebbe. Un altro, un piano che porta forzatamente attraverso guerre, rivoluzioni, destabilizzazioni che possono essere di ordine economico, sfruttamento politico, climatico, tutte quelle cose che vengono realizzate, epidemico, tutte quelle cose che vengono, diciamo, costruite da un sistema che porta avanti decennio dopo decennio una precisa agenda, no? Quell'agenda che loro vorrebbero vedere realizzata, anche un nome, Agenda 2030, con un mondo nuovo, un mondo di apolidi, un mondo di persone senza più identità. È un mondo che hanno seminato nelle scuole, negli asili, nella società, un mondo in cui non c'è la famiglia, un mondo in cui i figli non sono della famiglia ma sono dello Stato, possibilmente la generazione viene scollegata dalla genitorialità, perché tutto questo serve per arrivare al momento in cui la tecnologia sia pronta, e di fatto lo è, per poter costruire gli esseri umani in maniera artificiale. È una società che sta umanizzando i robot, umanizzando la tecnologia, quindi abbiamo l'intelligenza artificiale che ci risponde e ci parla e meglio degli esseri umani, e sta disumanizzando e robotizzando gli esseri umani, che spesso vengono privati dell'anima, vengono privati dell'umanità. È una società che ci ha abituato all'ingiustizia sistematica, una società forte coi deboli e debole coi forti,
una società che col relativismo non usa più la logica aristotelica e ha scardinato il principio di non contraddizione. Quindi una società che ha dovuto far fuori, e lo dico volentieri su questa radio che si chiama Radio Libertà, ha voluto proprio far fuori i cardini della verità, perché, come disse Gesù Cristo, la verità vi farà liberi, perché il mondo che ci hanno preparato davanti è un mondo di schiavi, dove gli esseri umani sono il numero che vogliono loro, possibilmente prodotti da loro, in maniera che la schiavitù sia completa, non c'è più la rete familiare. Una società che è contro la comunità, che è contro l'identità, che è contro l'appartenenza, dove nessuno ha più nessuna rete di protezione, quella rete di protezione che è data dalla famiglia, dalla comunità, dalla stessa identità nazionale. L'identità di genere è stata scardinata. Vediamo anche in questi giorni scuole che ancora portano avanti, nonostante tutto, l'ideologia gender già nei bambini piccolissimi. Tutto questo serve ad asservire i popoli, a farne degli schiavi, anche a renderci tutti più cinici, se vogliamo, a renderci tutti con meno speranza. E in qualche modo, quando una società non crede più nemmeno nella possibilità del bene, la gente diventa cattiva. Cioè, se si racconta solo il male e non si racconta mai il bene, se si racconta solo l'ingiustizia e non si racconta mai le storie dove la giustizia vince, e poi la gente diventa cinica e dice: perché io devo fare il bene? Oltretutto sono stati scardinati i valori primari e l'educazione cristiana, che era quella che ha garantito per 2000 anni un gap incredibile alla civiltà cristiana rispetto al resto del mondo in termini proprio di avanzamento e di progresso, non solo produttivo, economico, culturale, artistico, ma anche sociale in termini di diritti, di libertà, eccetera. Certo, c'è sempre il mysterium iniquitatis, il male fa parte della storia di ciascuno di noi e della storia del mondo. Però in qualche modo, quando un'intera società cerca, è sempre una tensione, di rivolgersi a Cristo, questa conversione, quindi al concetto di verità, di libertà, di una legge che è scritta nel cuore dell'uomo, la legge dell'amore, una società migliora, e ci sarà sempre il male a cercare di rompere l'equilibrio, la pace, la serenità, ma esisterà anche sempre una tensione che porta a un miglioramento, perché la tensione verso il vero, verso il bello, verso il giusto, verso tutto quello che è scritto nel desiderio del cuore dell'uomo, alla fine, tramite l'impegno delle persone di buona volontà, produce un mondo migliore. Oggi è veramente difficile credere a tutto questo, anche se bisogna farlo, bisogna sperare. E il mondo, in realtà, tante volte mi sembra, quando si va in missione, che paradossalmente noi, avendo rinnegato i nostri i cardini che ci sostenevano, filosofia greca, diritto romano e soprattutto fede cristiana, stiamo precipitando, involvendo, mentre magari in altre realtà vediamo anche crescere delle società migliori. E dicevo, in tutto questo discorso, noi Umanitaria Padana rappresentiamo in piccolo, perché siamo una piccolissima realtà, ma quello che facciamo è enorme. Cioè, ci sono ONG che hanno milioni di euro, noi ormai siamo diventati veramente poverissimi. Questa trasmissione vuole essere anche un appello per il 5 per 1000, perché è talmente crollato negli ultimi anni
che sinceramente noi ormai abbiamo sempre vissuto di piccoli passi di provvidenza, però oggi diciamo la provvidenza è anche quella che ci porta, e ringrazio i donatori che ci seguono da tanti anni e che spesso veramente ci danno un grande coraggio per continuare nel nostro esempio di aiutare i popoli a casa loro concretamente e di aiutarli a star sulle proprie gambe con progetti veri. E in questo esempio, ecco, io ringrazio i donatori, però devo dire che il nostro 5 per 1000 è veramente crollato e noi abbiamo bisogno, perché per poter aiutare abbiamo bisogno di avere le risorse piccole per aiutare. Noi veramente agiamo con poche migliaia di euro, però è incredibile l'effetto moltiplicatore che il modo tutto originale, ringraziando Dio la Madonna che in qualche modo ci ha portato ad avere questa modalità così concreta di aiuto che veramente è come ogni volta è come la moltiplicazione dei pani e dei pesci, perché noi diamo poco, ma con questo poco si riesce a fare tantissimo. C'è un esempio, una cosa che appena arrivata, ad esempio, vedete questo in India, ci ha mandato una bella foto d'altri tempi stampata. Abbiamo fatto costruire i tavoli per delle classi, ok? E questi li fanno lì, quindi si aiutano a scuola, si aiutano gli artigiani, con pochissimo. Questa è una scuola delle suore della Caterina Cittadini e di Somasca. Somasca è qui vicino, insomma, è Vercurago, Somasca, dove c'è San Gerolamo e anche Caterina Cittadini, e qui nell'isola, nella Val San Martino, tra Lecco e Bergamo, il vecchio confine tra la Repubblica Serenissima e il Ducato di Milano, dove c'è anche il castello dell'Innominato, bellissimo santuario, quello di Somasca, se non ci siete mai andati. Consiglio. E niente, insomma, noi facciamo tantissime cose con poco. Non so, l'anno scorso abbiamo aiutato in Armenia, dove abbiamo aiutato un museo per i profughi del Nagorno-Karabakh, acquistando forni, eccetera, per cui fanno le ceramiche, fanno delle ceramiche bellissime che poi rivendono. Abbiamo aiutato, vedo in Kenya, un laboratorio informatico, in Pakistan, sapete tutto il nostro progetto per le ragazzine cristiane e anche per i ragazzini schiavi delle fabbriche di mattoni. Vedo qui lo Zambia, dove adesso stiamo costruendo, dove abbiamo fatto tutto un progetto per l'utilizzo responsabile delle foreste, quindi sapete che lì avevamo fatto una scuola con, grazie a Sport Ubilita, Matteo Sametti, abbiamo fatto anche una scuola professionale di falegnameria che poi produce delle arnie, per cui abbiamo insegnato a fare il miele in maniera sicura, senza doversi arrampicare sui favi. Adesso è un'attività che possono svolgere anche le donne. Abbiamo fatto una falegnameria, una segheria, un'impresa artigiana i cui proventi aiutano l'impresa a crescere, a dare lavoro e in più a finanziare la scuola per i bambini. Ecco, adesso stiamo costruendo, grazie al contributo del lato di Bergamo, che sarebbe l'ufficio d'ambito, un ente idrico bergamasco, stiamo costruendo un pozzo lì dove abbiamo questo progetto per cui la legna per la segheria, per gli artigiani, eccetera, invece che contribuire alla deforestazione come fanno le multinazionali, eccetera, si insegna alle comunità rurali a utilizzare prima gli alberi morti, utilizzare prima gli alberi che per dire vengono abbattuti già per un'infrastruttura, e invece a creare anche il ricambio della forestazione, quindi un progetto anche ecologico-ambientale insieme produttivo, perché in maniera concreta la parte produttiva e la parte ecologica ambientale, quando si è al di fuori dell'ideologia
delle ideologie forti, anche quella non l'ho citata prima, funzionali sempre a una certa agenda che ci vuole poveri, derelitti, senza energia elettrica, ridotti, perché è quello che stanno facendo, quello vogliono, anche con tante, vogliono renderci poveri, dipendenti, schiavi, meno, adesso arrivano altre, di nuovo lo spettro pandemico costruito da tempo col gain of function, eccetera, eccetera. Peraltro, insomma, nel laboratorio vale come per tutti i virus, flavonoidi, antinfiammatori, e ci sono gli studi anche in quel caso sull'idrossiclorochina, che non c'è nessuna cura. Vabbè, insomma, siamo alle solite, no? Naturalmente il vaccino è pronto da 2 anni, era lì in fase 1, insomma, tutto uguale, tutte cose già viste. Ma quello che non è già visto è la sua effazione. Io non riesco a vedere, non riesco certe cose. Io in questo momento sono convalescente, purtroppo non posso neanche uscire di casa perché, insomma, ho subito un intervento piuttosto impegnativo, però dico la verità, se io potessi in questo momento, se in questo momento fossi sana, quando ho saputo che il bambino, uno dei bambini della famiglia del Bosco, è in ospedale e non può vedere i genitori, oggi sì, me l'ero detta, forse proprio perché sono così ferma, dico, caspita, non si può solo parlare, non si può solo scrivere i messaggi su Facebook, anche se sul gruppo Giù le mani dei bambini. Sì, ma se poi noi ci parliamo su giù le mani dei bambini, giù le mani dei popoli, giù le mani dei cristiani, ma ci parliamo, e ci parliamo, e ci mandiamo informazioni, 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 però nessuno si muove. Nessuno alza il culo, prende e va. E invece bisognerebbe ritornare a fare manifestazioni oceaniche in cui esiste un popolo che si muove e che dice non ne possiamo più di questo mondo così assurdo, dove un bambino che chiedeva di essere tolto da una mamma violenta e diceva tutto in maniera, sono usciti video, in maniera così chiara delle violenze e della paura che aveva, non è stato ascoltato, e dei bambini che vogliono stare con la loro mamma e che chiedono mamma, mamma, io voglio i miei genitori, li strappano come i nazisti a Auschwitz strappavano i bambini dalle mamme e le mamme dai bambini. Ma non ci si indigna più, siamo assuefatti. E noi anche che combattiamo sui social, che combattiamo sui media, che combattiamo a parole, paradossalmente in qualche modo facciamo comunque il loro gioco, perché più spostiamo il campo dall'azione alla parola, finché la parola, l'informazione non si traduce più in azione, noi contribuiamo in qualche modo a questo sistema che sta collassando su se stesso, in cui i fragili e i deboli sono sempre più a rischio. Non è una cosa nuova, cioè voglio dire, era così un tempo, ma una volta si chiamava barbarie, quando in qualche modo la barbarie la combattevamo. Invece stiamo tornando a una barbarie e il relativismo in questo ha realizzato esattamente quanto gli antichi greci, Platone, Socrate, Aristotele avevano già dimostrato allora, e cioè che se non c'è una logica, una verità, un vero, un falso, un giusto, uno sbagliato, alla fine la società si trasforma, e ci hanno salvato 2000 anni perché il cristianesimo poi ha fondato la propria dottrina sulla logica aristotelica, quindi sul concetto di vero, falso, di bene, di male, cioè sulla realtà e non su tutto può essere giusto o sbagliato a seconda dei punti di vista. Allora, una flessibilità è vera, esiste, è giusto che esistano i punti di vista, una flessibilità senza rigidità. Il cuore viene prima della legge, ok? Questo è già insito, ma è un conto dire che tutto può essere vero e falso allo stesso momento, che non esistono più dei criteri per il vero, invece esistono, ok? E se viviamo in un mondo alla rovescia è perché ci è stato detto perché è stato in qualche modo inculcato alla gente che non esiste più un vero, un falso, un giusto, uno sbagliato, invece esiste. Ma in tutto questo cosa è accaduto? Quello che i grandi filosofi avevano già dimostrato dialetticamente 2500 anni fa addirittura, ok? Cioè che un mondo lasciato alla balia dell'etica dell'utilità,
quindi non del bene e del male, del giusto, dello sbagliato, del vero e del falso, ma ciò che è utile, ciò che conviene, si traduce nella legge della giungla, un mondo dove il più forte vince e i deboli soccombono. E infatti cosa stanno preparando? Cosa stanno preparando? L'eutanasia, perché tutti quelli che daranno fastidio al sistema, tutti quelli che verranno detti sei un peso, alla fine sarà la gente stessa a invocare per se stesso l'eutanasia, perché la società avrà fatto in modo di farla sentire un peso. Poi abbiamo degli esempi luminosi, guardate Zanardi, bisognerebbe dedicargli giornata e giornata a un uomo di questo spessore, ma tante persone che si impegnano, che lavorano e che superano grandi difficoltà nella loro vita. Lui è stato un esempio luminoso e guarda caso subito di fronte a questo esempio luminoso, guarda il diavolo immediatamente che reagisce. Vediamo un Giannini che dice che se uno sta 20 anni sulla sedia a rotelle, allora è meglio che si suicidi, è meglio farlo fuori. Capite che mondo è? Allora, ciascuno di noi nel proprio piccolo deve combattere contro questo mondo. In tutte le sue sfaccettature lo fa la mamma a casa che cerca di andare contro i modelli mainstream, che cerca di far ragionare i bambini e li toglie magari da quei video di YouTube in cui non c'è più nemmeno uno svolgimento, ma solo un qualcosa che sembra che questi bambini li droghino, li mettono davanti a uno schermo dove non c'è più nemmeno una trama, non sono più nemmeno cartoni animati con una trama, uno svolgimento, ormai sono solo delle perdite di tempo in cui i bambini guardano delle cose che non hanno senso. Chi ha bambini perché mamma o nonna come me sa di che cosa stiamo parlando. Un'azienda, un imprenditore, un operaio, chiunque faccia il proprio dovere bene nel proprio mondo e cerchi di avere un'etica, contribuisce a un mondo migliore. Medici bravi, farmacisti bravi, perché guardate che oggi anche nei campi in cui una volta le professioni erano missioni e vocazioni, ci sono dei soggetti che veramente ragionano come macchine e non hanno più il senso dell'essere umano che hanno davanti. È vero, una società che sta umanizzando l'artificiale e sta disumanizzando l'essere umano. Dobbiamo combattere ciascuno nel proprio piccolo e noi continuiamo a combattere anche a livello proprio come modello del mondo, aiutiamo i popoli a casa loro, aiutiamoli ad aiutarsi. Noi lo facciamo veramente e siamo ormai gli unici che parlano di questo. Non vedo, tra l'altro, mi dispiace dirlo, ma non ho visto anche a livello di esteri, eccetera, un cambiamento reale. Mi sarebbe piaciuto che un governo diverso magari provasse a dire, proviamo a sentire, alla fine le persone che si muovono sono sempre quelle, le grandi ONG, eccetera, alla fine diciamo che tutto, anche la cooperazione in termini sistemici generali, segue la logica del business. Noi no, ok? Noi siamo poveretti, piccoletti, ma quello che facciamo è veramente tutto che si tocca, vedete? Cioè io sto vedendo ancora l'anno scorso qua, no? Questi ragazzini liberati dalla schiavitù proprio letteralmente pagando il riscatto, perché sono rimasti orfani, i genitori avevano contratto in un sistema tipo servitù della gleba, vedete qui c'è scritto grazie umanitaria padana per aver liberato la famiglia, questo è padre Angiu. Qui vedete le nostre arnie, vedete questo un ospedale in Camerun, queste le pompe in Etiopia, questo laboratorio informatico in Kenya, in Zambia, tutto, ecco, questa è una cosa importantissima in Sudan, in una guerra incredibile, noi continuiamo a far studiare gli studenti universitari grazie a padre Orghe in Comboniano, continuiamo a sfornare infermiere in una guerra che è tremenda e di cui non parla nessuno. Stiamo aiutando le scuole in Palestina attraverso la custodia di Terra Santa, i frati della Lombardia.
stiamo facendo veramente tantissime cose. Ora, come potete aiutarci col 5 per 1000? Allora, segnatevi il nostro codice fiscale, vi prego, perché insomma non è possibile. Considerate che quelli che usano le navi, che si occupano di, che scardinano la società, quelli che portano avanti l'agenda 2030 hanno spesso milioni di euro di adesioni per il 5 per 1000. Noi siamo passati, non abbiamo mai avuto tanto, però una volta ci arrivava a 72.000 euro di 5 per 1000. Riuscivamo a fare delle cose grandiose, considerate che con cui le ONG ti fanno un progetto di fattibilità e noi in un anno riusciamo magari in 10 paesi a sviluppare tantissime cose concrete che si toccano, che sono lì da vedere, che aiutano tantissime persone. Quindi migliaia e migliaia di persone hanno avuto beneficio da Umanitaria Padana. Sapete quanto ci è arrivato di 5 per 1000 l'anno scorso? 13.000 euro. Ecco, se credete che non sia lo spostamento dei popoli, ma aiutare i popoli a casa loro, aiutarli a aiutarsi con volontari veri, non salariati, che anche questa è una piccola cosa che può aiutare il mondo a funzionare meglio, allora segnatevi il nostro codice fiscale 9404 3800 278. Lo ripeto, è sempre quello, 9404 3800 278. Non ci chiamiamo più Umanitaria Padana Onlus, ci chiamiamo Umanitaria Padana ODV, ok? Mi raccomando, Umanitaria Padana ODV 9404 3800 278. Dateci una mano, perché anche per quanto riguarda l'aiuto ai popoli, e ripeto, anche se questo non piace al mondo, non piace al mainstream, però sia San Giovanni Paolo II che Benedetto XVI, una volta l'ha detto anche Papa Francesco e adesso ha iniziato a ribadirlo con molta forza un Papa missionario, un agostiniano, un grande Papa che è Leone XIV. E poi continuiamo tutti a pregare per la pace, e la pace in tutti i modi, la pace nel mondo, la pace nei cuori, la pace che è anche salute, la pace che è anche, perché guardate che le epidemie, tutte quelle di cui sentite parlare, sono armi prodotte in laboratorio con gain of function, se no dal topo all'umano ci andavano una volta, ma dall'umano all'umano sono armi. Quindi mi raccomando, occhi aperti, libertà, verità, perché poi alla fine, come insegnava Hannah Arendt, quando l'umanità è in tempi bui, si salvi chi può con la testa, col cuore, io dico anche con la fede, perché poi alla fine c'è un solo Salvatore del mondo e si chiama Gesù Cristo. Ciao a tutti, buon fine settimana, buon mese di maggio. Avete ascoltato